Anche qui rispondo in modo alternativo. La Costituzione prevede che ci sia la possibilità di fare maggiori forme di autonomia in ambito regionale. Abbiamo fatto un referendum 8 anni fa, disatteso completamente, che prevedeva la possibilità, o meglio, che chiedevano i veneti, col 96,1% dei votanti a sì, dei 60% che hanno votato, il 60% che ha votato, volevano l'autonomia. Poco più tardi di 6 mesi fa a Roma il Parlamento ha votato e ha approvato Roma a statuto speciale. Cosa vuol dire questo? Roma avrà la facoltà, la possibilità, la disponibilità di fare leggi, creare leggi sia in ambito sociale che economico, perché hanno detto che Roma è speciale. Noi eravamo partiti col Venezia, statuto speciale, che credo sia una città talmente unica a livello mondiale che avrebbe bisogno di una gestione socio-economica completamente diversa da quello che può essere qualunque altra città, ben più di Roma. Abbiamo fatto un referendum, l'abbiamo vinto anche per separare Venezia, per avere la facilità di poter fare questa operazione, ma Venezia evidentemente a Roma non è considerata una città speciale. Abbiamo fatto un referendum per l'autonomia del Veneto e non ce l'abbiamo. Bene, tutto è possibile con i 9 decimi di residuo fiscale in Veneto e le 24 competenze, cosa che è prevista in Costituzione, e anche la sinistra, che qui è rappresentata, magari i rappresentanti veneti dicono sì, anche noi abbiamo votato per l'autonomia, ma la sinistra a livello nazionale, cioè le segreterie di partito, non la vogliono. Non la vogliono, quindi i signori qui, che stimo, apprezzo, tutto quello che vuoi, possono avere tutte le più buone idee del mondo, ma se la segreteria dice no, voi non potrete fare niente. Sentiamo